Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG. Subito la cronaca, una ragazza è stata molestata su un treno a Mestre. Andiamo subito alla stazione di Mestre in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui alla stazione di Mestre. Un altro episodio avvenuto a danno di una ragazza a bordo di un treno è accaduto lunedì sera in un contesto simile a quello che nelle ultime settimane abbiamo sentito sia in provincia di Bergamo che di Milano. Una ragazza di 20 anni, una ragazza veneta, sostiene di essere stata di aver subito un abuso da parte di un ragazzo che aveva appena conosciuto sul bordo del treno della linea Treviso-Venezia. Una volta ha segnalato immediatamente la cosa, una volta scesa proprio il capotreno ha segnalato subito la situazione agli agenti della Polfer e da lì hanno iniziato a cercare questo ragazzo. È stato più facile di quanto si pensasse perché i due ragazzi si erano in realtà scambiati anche i loro contatti social. Com'è andata? La ragazza si trovava all'interno del treno, era seduta, ad un certo punto è entrato questo ragazzo, hanno scambiato due parole, non c'era nessun altro, si sono scambiati il contatto social, appunto come avevo detto, dopodiché lui ha iniziato a palpeggiarle le parti intime, proprio come è accaduto negli altri episodi di cui parlavo avvenuti nelle scorse settimane. Lei è riuscita in qualche modo a divincolarsi e poi appunto una volta scesa il capotreno ha segnalato la questione agli agenti della Polfer e in breve tempo l'hanno trovato anche grazie al contatto social fornito dalla ragazza dove appunto c'era la fotografia di questo ragazzo. Inoltre la ventenne aveva anche fornito la descrizione dell'abbigliamento. Lui si era anche provato a cambiare la maglietta ma questo non è servito a farlo scappare. Si tratta di un ragazzo albanese di 18 anni entrato in Italia un anno fa ma irregolare sul territorio. Attualmente gli agenti lo stanno, dopo averlo preso, attualmente stanno indagando e stanno facendo tutte le verifiche del caso. Dalla dirigenza della Polfer non hanno voluto appunto parlare proprio perché ci sono le indagini in corso. Noi in questo momento abbiamo provato anche a fermare qualche ragazza ma sono già saliti tutti a bordo del treno. Possiamo provare a vedere se riusciamo, anche spostandoci un attimo con la telecamera, vedere se riusciamo ad avere la testimonianza di qualche ragazza, di qualche persona che ci possa anche dire che cosa pensa di questa situazione, di questi episodi che stanno avvenendo ormai sempre più con frequenza. Ecco, vediamo qui se riusciamo a chiedere l'opinione di questa signora che è qui ferma perché fino a poco fa la stazione era piena di persone, mentre adesso poi sono salite tutte a bordo del treno. Signora, salve, mi scusi, una domanda. Un'altra ragazza che ha subito delle molestie a bordo di un treno. Lei, anche in quanto donna, cosa ne pensa? È una cosa sbagliatissima questa. Bisogna che la polizia e i carabinieri facciano più via e vai sui treni, no? Così. Adesso vediamo che lei è in compagnia, ma avrebbe paura a questo punto a viaggiare anche da sola? No, paura no, però se ci fosse più ordine nei treni che ci tutelassero, sì. Grazie signora, ecco, avete sentito, questa è l'opinione di una persona, una pendolare che ci ha detto che dovrebbe esserci più sicurezza, e quello è quello che abbiamo sentito anche nelle scorse settimane. Ora noi cerchiamo di raccogliere altre voci, ma nel frattempo qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Va detto anche che questi casi di violenza sessuale vedono coinvolti in gran parte uomini stranieri, a Milano il marocchino, qui un albanese, ci sono stati altri casi in cui c'erano extracomunitari, aggressioni, violenze, poi ovviamente anche gli italiani fanno la loro parte, ma diciamo
c'è anche questo dato. Violenza anche nei confronti dei tassisti, uno è stato picchiato a Piazzale Roma, l'altro derubato a Mestre, tra aggressioni, furti e anche tentativi di truffe nei pagamenti. I tassisti sono in una situazione in allarme e denunciano questo stato di cose. Vediamo. Intolleranze, delinquenza in generale sono sempre più grandi e non ci sono dei presidi sicuri, continui. Forse qui in stazione è l'unico posto dove abbiamo il supporto della Polfer, che spesso intervengono. La presenza di un presidio della polizia ferroviaria finisce con rendere proprio la stazione di Mestre uno dei luoghi più sicuri per i tassisti, una categoria che si sente sempre più nel mirino. Il tassista aggredito a Piazzale Roma da un giovane che peraltro sembra stesse importunando da tempo i passanti e il furto di 170 euro subito da un suo collega a Mestre sono solo gli ultimi episodi e la punta dell'iceberg di una realtà difficile che rimane spesso sommersa. Tante volte si mette sul piatto della bilancia il tempo che si può perdere per far valere i propri diritti per una determinata corsa, che può essere 10, 20, ma anche fossero 50 euro, e il tempo che si perde per la denuncia, per identificare, per lasciare tutti i nominativi identificativi, queste cose qua. E il più delle volte si lascia stare perché non è conveniente per l'attività. Un'attività in cui il taxi oramai lo prendono anche gli spacciatori, evidentemente contando sul fatto di viaggiare su un mezzo che ha poche possibilità di essere fermato e controllato. Ci chiedono di attenderli un attimino, si allontanano, non li vediamo, dopo un po' ritornano e ci chiedono di andare a destinazione. Sappiamo o presumiamo quello che fanno, non possiamo averne certezza ovviamente. Ma problemi ce ne sono persino con le orde di ritorno da tour alcolici a Venezia, magari addio al celibato, quando il tassista si trova a fronteggiare gruppi di persone particolarmente ubriache e aggressive che vogliono essere trasportati al prezzo che decidono loro. In altri casi invece la truffa del mancato pagamento è oramai evidente. Con le carte di credito ne abbiamo viste di tutti i colori. Allora vengono, la carta non funziona, mettono in dubbio che sia, e purtroppo delle volte è vero anche, che sia un problema della banca, però non hanno i soldi. C'è chi lo fa di proposito, arriva con la carta, scarica, o non è sua perché poi non si può verificare e non è facile, noi perdiamo i soldi della corsa in quel caso. Allora, intanto si rischia un altro scontro diplomatico sulla questione migranti. Vedete il titolo del Corriere della Sera: il capo del partito di Macron ha detto Meloni disumana e inefficace. Questa dichiarazione segue quella del ministro degli Interni, che aveva provocato suscitato le ire del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si era rifiutato di andare in visita a Parigi, una visita che era prevista, un incontro che poi era saltato. Tutti i giornali parlano anche della crisi degli studenti che non riescono a pagare l'affitto e che si accampano davanti alle università, ma è una crisi che riguarda tante famiglie, soprattutto per quanto concerne gli affitti e anche i mutui. Adesso andiamo da Valentina Visentini in diretta a Padova per capire cosa succede. Il Sunia denuncia affitti stellari e vedremo anche il caso di una famiglia bengalese sfrattata, sotto sfratto perché non riesce a pagare il mutuo. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo nel quartiere Arcella in via D'Alemagna, dove dovrebbe esserci uno sfratto di una famiglia composta da papà, mamma e 3 figli, uno sfratto per ignoramento, visto che la famiglia non è riuscita a pagare alcune rate del mutuo, ed è una storia tra le tante in città che riaccende insomma i riflettori sulla questione del caro affitti, ma anche insomma l'aumento delle rate del mutuo, un problema in città che riguarda non solo gli studenti universitari costretti a pagare anche affitti altissimi per una stanza, ma anche molte famiglie. Qui con me c'è Michele Brombin del Sunia, il sindacato degli inquilini, che insomma cercherete di sorvegliare oggi quando arriverà l'ufficiale giudiziario. Ma qual è la situazione, qual è la fotografia degli affitti qui a Padova? Quanto sono aumentati e che difficoltà affrontano le famiglie? Diciamo che ultimamente il problema sta aumentando. Non è da adesso che segnaliamo al Comune che bisogna intervenire con forza
abbiamo anche fatto delle proposte, una serie di proposte. Abbiamo anche segnalato un po' di tempo fa che gli studenti hanno praticamente preso in affitto tutti gli appartamenti che ci sono in centro, quasi tutti, diciamo il 90%, e poi quelli della prima periferia, pagando affitti anche molto importanti. E addirittura, siccome noi facciamo le attestazioni dei contratti di locazione per avere perché poi le parti abbiano le agevolazioni fiscali, abbiamo notato che sono calati parecchio i contratti concordati, si chiamano così, mentre sono aumentati quelli liberi, perché lì si può salire con il canone, mentre con i concordati il canone è compreso tra un minimo e un massimo. Quindi da lì si vede che c'è questa spinta al rialzo, vuoi per l'inflazione, vuoi per la richiesta che c'è di alloggi. Questo sta comportando tutta una serie di problemi. Problemi per gli studenti, ma praticamente per le famiglie diventa impossibile trovare un alloggio in affitto, soprattutto poi se si è una famiglia numerosa. Gli affitti vanno su appartamenti grandi dagli 800 ai 1300 euro al mese. Un mercato immobiliare impazzito, perché se aumentano le rate dei mutui aumentano anche gli affitti, pensando insomma ai proprietari che vogliono dare in affitto una casa. Ma diciamo che il mercato è sempre stato impazzito. Qui la politica ha fatto poco, quel poco che ha fatto lo ha fatto anche malamente. E diciamo che questo problema è stato segnalato, come dicevo, al Comune diverso tempo fa. Addirittura abbiamo fatto anche una staffetta di digiuno per dire all'assessore, al sindaco: guardate che noi ci siamo, vi sosteniamo anche per fare azioni importanti. Penso per esempio ai 15 alloggi dell'INPS che sono andati all'asta 2 settimane fa. 2 anni fa il sindaco stava trattando con l'INPS per avere questi alloggi. Dispiace che poi alla fine sia andata a finire con un pugno di mosche, però ecco, ci vuole coraggio, quindi il sindaco potrebbe anche intervenire in maniera diversa, battendo i pugni sul tavolo dicendo: mi state lasciando solo ad affrontare l'emergenza. E allora vedremo come andrà a finire oggi con questo sfratto. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. E ieri abbiamo sentito proprio gli studenti sugli affitti davanti alla nostra sede padovana. Vediamo cosa ci hanno detto. Io sono in doppia, quindi già un po' meno, però comunque sono qua in centro, quindi sono già 250 euro al mese, senza bollette, quindi è un costo abbastanza pesante. 170 al mese, escluse tutte le utenze. Quindi, e con le utenze più o meno? Arrivi a 250. Siamo arrivati dopo il Covid, quindi ovviamente i prezzi sono veramente elevati. E quanto paghi? 500 euro al mese, compreso tutto. La vita dello studente fuori sede a Padova diventa sempre più difficile. Far quadrare i conti è un'impresa, visto che gli affitti per le stanze sono aumentati. La città euganea, sede della 4ª università più antica del mondo, è all'8° posto nelle classifiche delle città più costose per gli studenti. Secondo un'indagine di Immobiliare.it Insight, i prezzi in 6 mesi sono aumentati del 9,4%. Io pago sui 300. Fatto fatica a trovare casa? Sì. Molto difficile perché c'è un'alta richiesta e pochi posti. Io pago 375 euro per una stanza. All'inizio è stato difficile, ci ho messo un mese a trovarla. Sui 200 euro al mese più tutte le bollette, quindi si arriva insomma intorno ai 250. Ho cercato nel periodo del Covid, quando invece la richiesta era molto bassa. Ok, invece adesso è difficile trovare. Sì, anche cercando magari per i miei amici è un po' difficile, sì. In media in città una stanza singola costa 398 euro, più di Napoli e di Torino. Gli studenti più fortunati, che pagano meno, hanno affittato la casa da anni. Adesso non solo è costosa la stanza, ma anche merce rara, difficile da trovare. Abbiamo provato anche noi a cercare. Sto cercando una stanza in affitto a Padova. Non abbiamo più niente, le dico già, fino a settembre 2024. Appartamenti tutti pieni fino a settembre 2024, perché trovare case da affittare in città è davvero difficile. Per gli studenti non basta poi il bonus affitto giovani del governo, che vale per le stanze singole se si sposta la residenza. A Padova risulta accessibile solo al 25% dei ragazzi.
Servizio di Valentina Visentini, vediamo la prima pagina del Mattino di Padova. Trovato morto in acqua Ivano Dalle Fratte, era sacrestano e corista del Tempio della Pace di Padova. Vedremo i particolari tra poco in un servizio della nostra redazione, ma andiamo a Treviso in diretta da Christian Arboit, perché come abbiamo detto in questi giorni, l'incidente spaventoso in A27 causato da un 68enne che ha invertito improvvisamente la marcia. C'è stato un morto, lo stesso pensionato, e ci sono dei sopravvissuti, 2 sopravvissuti. Sentiamoli con Christian Arboit. A te la linea, Christian. Sì, buongiorno direttore, a te e tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Mi trovo in casa dei 2 sopravvissuti della 27, di Alfio Pistorio e della signora Giulia, che domenica avevano trascorso una giornata di spensieratezza sul lago di Santa Croce e che quel tardo pomeriggio di domenica si trovavano sulla 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, quando l'auto di Bruno Sabadin ha centrato la loro Passat. Sono stati attimi ovviamente drammatici, concitati. Ecco, riavvolgiamo il nastro, signor Alfio, ritorniamo domenica sera. Che cos'è successo? Ma innanzitutto ci tengo a ripetere che siamo felicissimi di poter raccontare questa storia, perché è stato un incidente di quelli mortali, proprio un incidente terribile, e non ci chiediamo ancora oggi, e appena chiudo gli occhi ogni momento mi chiedo e rivedo la scena, non capisco come siamo vivi e come siamo integri, più o meno. Sì, abbiamo qualche botta, qualche frattura, però niente di gravissimo. Quindi appunto, diciamo, domenica stavamo rientrando dal lago, una giornata serenissima, noi sereni, stavamo rientrando a casa con il nostro piccolo Labrador che avevamo portato appunto a passeggiare, quando a un tratto, dopo la galleria di Fadalto, ho messo la freccia a sinistra, quindi mi sono messo in corsia di sorpasso per superare una macchina grigia, non mi ricordo assolutamente che tipo di macchina fosse, poi ho capito che era quella dei signori che sono stati anche loro coinvolti. Quando a un tratto mi sono visto una macchina arrivare, io l'ho vista in centro carreggiata, cioè nella carreggiata di mezzo, però che avendo delle altre macchine prima di noi, secondo me, almeno per quell'istante che ho avuto la percezione, lui ha preso paura e si è indirizzato verso il guardrail, perché era Sabadin ha cercato di schivarle. Secondo me sì, quello davanti di me, anche se l'ha sfiorato, credo, è stato bravo a schivarlo, però perché lui ha provato a schivare, anche lui ha provato a schivarlo, andando verso il guardrail, cioè verso di noi. Io avevo la macchina a destra e lui davanti e il guardrail a sinistra. Ho frenato all'impazzata, ma era troppo poco spazio per poter fare qualcosa, e ho pensato di essere morto. L'impatto è stato omicidiale. Ho visto la scena in maniera proprio molto chiara, molto nitida, l'impatto omicidiale, e io ho sentito un'esplosione, la macchina esplodermi addosso, ho visto l'abitacolo venirmi addosso, tutti gli airbag aprirsi. Insomma, è stato terribile, pensavo di essere morto. Non si può sopravvivere a un impatto del genere, e invece grazie a Dio siamo qui a raccontarli, quindi insomma è stata un'esperienza terribile. Poi siamo scesi dalla macchina, ovviamente ero convinto di essere sceso subito dalla macchina, ma poi invece, facendo mente locale, quando siamo scesi dalla macchina c'erano già persone attorno che ci parlavano, insomma, persone che guardavano, insomma, è qualcuno che gestiva anche il traffico. Quindi forse per qualche istante lei ha perso anche conoscenza? Penso di sì, perché non può essere che se noi siamo i primi della fila, pensiamo di scendere subito e c'è già gente attorno, c'è già gente che si sta preoccupando di gestire il traffico. Io sono sceso ovviamente fuori di testa gridando, insomma, mi ricordo che poi che qualcuno ha tirato fuori questo signore dalla macchina provando a fargli un massaggio cardiaco, però si vedeva che già era andato, insomma, era già morto. Signora Giulia, lei era ovviamente al fianco di suo marito, e prima lei mi ha confidato, io ho pensato veramente di essere morta per un lungo momento. Sì, veramente ho visto, è successo tutto molto velocemente, ho visto la macchina avvicinarsi proprio verso di noi con la velocità estrema, e mi è venuto in mente che questa persona vuole suicidarsi, e ho capito che la nostra morte è inevitabile. E poi ho visto le nuvole bianche, il fumo,
e ho pensato che siamo già in paradiso, ma poi ho capito, perché ho ricevuto una botta forte, era un airbag, e ho capito che siamo vivi. Avevo un dolore fortissimo di tutto il corpo. Ho aperto, mio marito gridava, ero molto preoccupata per lui perché per me è una persona più importante e avevo paura di perderlo. Ho aperto la porta, sono scesa e mi sono messa a chiamare le persone, a chiedere l'aiuto. Per fortuna c'erano le persone. C'erano 2 o 3 coppie che ci hanno aiutato in una maniera molto efficace, molto attiva. Io apprezzo molto, è una cosa molto molto importante. Quindi tanta gente si è fermata e lei ha un profondo senso di gratitudine. Senta Giulia, un altro aspetto, lei dice la mia impressione è che quell'uomo cercasse di farla finita, cioè lei pensa che forse si era trovata di fronte ad un gesto estremo? Io non so spiegarlo in modo logico, ma a livello di intuizione mi è venuto in mente proprio questo, in quel momento, in quell'attimo. Questa persona vuole morire, vuole suicidarsi. E basta, che questa persona è poco sana in senso mentale e vuole morire. Lei ha fatto questo pensiero, mentre suo marito parla più di probabilmente di uno stato confusionale per la manovra. Stiamo facendo delle supposizioni che hanno il senso che possono avere. Ma io penso che, vedendo in base anche come ha reagito, poi leggendo anche un po' di storie, così ognuno si fa una propria idea, ma da subito ho pensato che non fosse lucido, ovviamente, perché uno non può venire in contromano in autostrada e fare chilometri, perché comunque lì il primo casello è a chilometri, e comunque se ti metti e capisci di aver sbagliato senso di marcia, magari ti metti nella corsia diciamo lenta, di sicurezza, no? di emergenza. Invece l'idea di andare in centro all'autostrada vuol dire che questa persona non era lucida, indubbiamente, oppure che volesse fare la vita. Ma io non ho pensato questo, io ho pensato che avesse pensato forse di aver sbagliato uscita e in maniera molto confusa forse è tornato indietro, quindi fare una inversione a U in un'autostrada che in quel momento magari era quasi vuota, o perlomeno poco frequentata, quindi hai lo spazio, il tempo e il fatto che non ci sia nessuno, magari pensi di poter girare. Io sto cercando di pensare con la sua testa da confuso. E quindi, ma insomma, poi è successo quello che è successo. È successo quello che è successo e fortunatamente voi siete sopravvissuti, diciamo, è un piccolo miracolo. Posso rubarle un attimo la parola? Vorrei ringraziare il signor Claudio di Padova con la sua compagna, che non mi ricordo il nome onestamente, ma sono stati molto gentili a prendere il nostro Labrador e portarlo da un amico, persone sconosciute, un'altra persona che si è fermato dicendo che avrebbe pregato per noi, che i figli in macchina. È stata una cosa molto forte umanamente, perché non tutti hanno questa capacità di fermarsi e di reagire in maniera propositiva. Non è semplice, non per cattiveria, ma non è scontato. E non è scontato. E una sola cosa, direttore, c'è un numero, ce la vuole raccontare proprio in 30 secondi, perché significa? C'è una cosa che, insomma, che può anche essere utile a chi crede a queste cose, e si può giocare i numeri. Io ho compiuto 54 anni il 3 maggio. Sono andato al tavolo per pagare, diciamo, la festa e mi hanno detto che era il tavolo 54, la prima coincidenza. Poi al lago, parlando con mia moglie così, insomma, di aver raggiunto 54 anni, io dico, ma sai che mia madre è morta a 54 anni e mezzo? E dicono tutti che ero preciso identico a mia mamma, e comunque io mi ricordo ovviamente di mia mamma. Quindi io ho detto, speriamo di vivere un po' di più. E lei si è molto arrabbiata con questa storia, perché ma io esorcizzavo, scherzavo. Purtroppo quando sono sceso dalla macchina mi sono accorto che eravamo esattamente al chilometro 54, cioè la macchina è ferma al cartello chilometro 54. È una cosa, insomma, così che mi ha fatto pensare ai numeri e a tutte queste cose. Che in certi momenti si pensa coincidenze, ma è un piccolo racconto, forse anche per impossibile drammatizzare, ma per cercare un senso a certe cose, forse, non lo so. Allora, io vi ringrazio davvero per questa preziosa testimonianza. Grazie signora Giulia, grazie signora Alfio. Direttore, con Simone Merlo da Treviso ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian. Io sono nato nel 54, per cui una coincidenza dietro l'altra. Grazie ai 2 coniugi che per fortuna sono ancora vivi, ma hanno rischiato davvero di morire a causa di un incidente provocato da un uomo che era, come diceva giustamente
il signore che abbiamo intervistato, a dir poco confuso, come avevano testimoniato alcuni suoi conoscenti in questo servizio. Non stava più tanto bene, aveva avuto dei problemi, era in cura, che io sappia, a Vittorio Veneto, da come mi diceva lui. Sì, mi chiedo sinceramente perché avesse ancora la patente, perché non mi sembrava proprio, come dire, perfettamente in grado di guidare. E che stava barcollando uscendo dalla macchina. Sabato mattina è uscito dalla macchina, barcollava, si vedeva insomma che non stava bene, che non doveva guidare. Sì, io ho visto sabato mattina e barcollava un po'. Qui in via Fermi a Treviso lo conoscevano tutti Bruno Sabadin, una vita nei locali e nel mondo della notte, morto dopo aver provocato uno schianto con altri veicoli procedendo contromano sulla 27 tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, direzione Venezia. Il 67enne, dicono anche i vicini di casa, non era nelle condizioni di guidare, la malattia lo aveva divorato fisicamente e mentalmente. Nelle ultime ore anche la conferma che la patente gli era scaduta da qualche giorno, non un dettaglio se si considera che solo per miracolo si è evitata la strage. Sabadin prima ha sfiorato una Toyota Auris con una famiglia veneziana di 5 persone a bordo, poi si è scontrato con una Passat dove viaggiavano un uomo trevigiano e una donna, tutti feriti lievi o illesi. Probabilmente Bruno da Treviso aveva preso la strada per Vittorio, convinto di doversi sottoporre a terapia, sbagliando però giorno e ora. A raccontarlo la sorella Roberta, che da mesi si era trasferita a casa dell'uomo per assisterlo. La mattina lui mi ha detto: guarda che a lunedì dobbiamo andare su a Vittorio Veneto, che sarebbe stato oggi. No, ho detto guarda che è domenica. È la stessa Roberta, ex infermiera, a raccontare una gestione sempre più difficile e la paura nel saperlo alla guida. Anche la sua compagna ha detto no, io non salgo con lui, vado col tram. Ma quando gli si diceva no, non devi fare questo, sì, e allora... Mi prendeva sulla macchina e guidava. Esatto, sì. Era sempre una brava persona, ma adesso ultimamente era fuori di testa. Con la morte di Sabadin cade ogni possibile accusa penale in attesa di capire se guidasse in stato alterato. Di certo resta anche da chiarire nel dettaglio la dinamica, ovvero se l'uomo abbia imboccato il casello contromano o se abbia effettuato un'inversione a U. Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti. La morte che è stata così è stata terribile. Però la morte che doveva succedere, mi diceva il primario, poteva succedere non si sa quanto, può darsi tra un anno, può darsi fra 6 mesi, doveva succedere. E se avesse rinnovato la patente che era scaduta, probabilmente ci si sarebbe resi conto che non era in grado di mettersi al volante. C'è stato un grave incidente stradale lungo la regionale 307 nel Padovano, ci sono 3 feriti. Ha perso il controllo della sua auto a causa di un malore e ha invaso. Tutta colpa di una brusca frenata, la manovra azzardata, insospettito. Ha perso il controllo della sua auto a causa di un malore e ha invaso la corsia di marcia schiantandosi frontalmente con 2 auto. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio lungo la strada regionale 307 a Loreggia è di 3 feriti. L'auto che ha provocato lo schianto era guidata da un 77enne in direzione Campo San Piero. A bordo c'era anche la moglie. Quando l'uomo ha accusato il malessere ha invaso la corsia opposta e si è schiantato prima contro una Lancia Y guidata da una 58enne e poi contro una Tiguan condotta invece da una 54enne. Tutti i conducenti sono rimasti feriti e trasportati con 2 ambulanze al pronto soccorso di Campo San Piero. Le condizioni più gravi risultano quelle del conducente che ha avuto il malore. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Campo San Pierese che ha regolato il traffico e le lunghe code che si sono formate. E ci sono 2 giovani padovani nei guai perché sono stati fermati per un controllo della stradale e sono stati ritrovati con un sasso di cocaina, così si chiama. Vediamo cos'è.
Tutta colpa di una brusca frenata, la manovra azzardata. Ha insospettito i carabinieri che hanno fermato l'auto con 2 ragazzi a bordo. Il controllo in via Leopardi, poco distante da Prato della Valle a Padova. Alla guida un 23enne di Vigo d'Arzere, al suo fianco un 22enne albanese, entrambi molto agitati. I carabinieri hanno così perquisito la vettura e i 2 ragazzi. In tasca del più giovane hanno trovato un incarto con un sasso di cocaina di 95 grammi. Una volta tagliato si sarebbero ottenute numerose dosi da smerciare nelle piazze della città. Il 22enne è stato arrestato mentre il conducente è stato denunciato, entrambi con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Vi abbiamo dato poco fa la notizia dal Mattino di Padova, è stato individuato dai vigili del fuoco e ripescato senza vita dalle acque del Piovego Ivano Dalle Fratte, 75 anni, conosciuto in città. Dopo aver lavorato come fabbro, ora era in pensione, sacrestano e direttore del coro del Tempio della Pace, la parrocchia in cui viveva. Non aveva più dato notizie di sé da alcuni giorni ed erano scattate le ricerche dopo la denuncia dei familiari. L'ipotesi più probabile è che sia scivolato in acqua mentre percorreva l'argine con la sua bicicletta, che in effetti non è ancora stata ritrovata. E parliamo spesso di truffe ai danni degli anziani, ma i truffatori sono ovunque, colpiscono indiscriminatamente tutti coloro che sono vulnerabili, ed è successo per un concerto di Red Canzian, il famosissimo componente dei Pooh trevigiano. 1.200 euro sono stati chiesti per andare al concerto da chi si è spacciato per lo stesso Red Canzian. Vediamo come sono andate le cose in questo servizio di Nicola Marcato. La proposta è quella di acquistare la tessera VIP, dove io non avrei più pagato a nessun concerto, avrei potuto vedere Red Canzian quando volevo e mi chiede 1.200 euro per avere questa tessera VIP, ovviamente. Katia è una signora disabile innamorata dei Pooh e in particolare di Red Canzian. Quando ha saputo che il suo musicista preferito si esibirà gratuitamente il 20 maggio in un concerto a Silea, si è messa sui social a cercare informazioni sull'evento, incappando in un truffatore che in Telegram si spaccia per il famoso bassista e voce dei Pooh. La storia inizia sui social quando in un commento riguardo al concerto è stata agganciata dal truffatore. Nei commenti una persona metteva di aver parlato con Red Canzian su Telegram e quindi metteva il link proprio dove andare a parlare con lui per prenotare. Dopo i primi messaggi di Katia, la truffa ha preso subito forma. Lei se n'è subito resa conto e ha segnalato il fatto alla nostra redazione. Insieme abbiamo verificato fin dove è stato capace di spingersi questo impostore. Ha risposto dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti, velocissimo. E mi dice di cliccare sul link che mi invia per entrare in contatto con la sua direzione e ti diranno cosa fare. Il tempo di tradurre poi un altro messaggio. Dice: grazie per aver contattato Saviano, il capo del reparto tessera associativa VIP. Signora, il costo della carta è di 1.200 euro. Mi richiami subito per dirmi quanto può pagare, così le fornisco i dati del conto filiale disponibile per il pagamento, grazie. Completamente sbalordito, Red Canzian, raggiunto a Milano, ha voluto inviarci un videomessaggio. Il mio concerto di Silea è gratis. Io non ho, perché se cliccate il link che lui vi suggerisce vi manda a Telegram. Io non ho Telegram, per cui quel Red Canzian di Telegram è un mascalzone, non sono io, è uno che si spaccia per me, per cui non cascateci, perché purtroppo io capisco che c'è gente che ha bisogno, però dai, troviamo almeno una truffa più credibile. 1.200 euro per venire a vedere il concerto di Silea, che io ho sempre detto che lo faccio gratis per fare un regalo al mio pubblico, al mio paese, alla mia terra, ma insomma... Che disgraziati, ragazzi. Mi raccomando, non cascateci. All'appello di Red si unisce quello di Rossella Cendron, sindaco di Silea. Ricordo che appunto nel giro di 4 ore 3.500 posti sono andati completamente bruciati, possiamo dirlo, e quindi attenzione alle truffe. Il concerto è gratuito, non credete a nessun'altra versione rispetto a questa.
Grandissimo Red Canzian, ci saranno migliaia di persone quindi al suo concerto a Silea e davvero si faccia attenzione, bisogna fare attenzione anche alle mail, magari avrete visto arrivare delle mail in cui si dice con l'intestazione della vostra banca abbiamo bisogno del suo conto corrente perché dobbiamo fare delle operazioni non abboccate perché gente che vuole entrare nel conto corrente e ripulirvelo. Vediamo cosa ha tentato di fare una badante, ha tentato di sposare un 82enne di Casale sul Sile per impossessarsi della sua eredità, e cioè della sua pensione, della sua abitazione. Ovviamente è stata accusata di circonvenzione di incapace ed ora è ricercata. Accusata di aver approfittato delle condizioni di inferiorità psichica di un anziano di 82 anni a cui stava prestando servizio come badante, una donna serba che durante il lockdown aveva 60 anni dovrà rispondere in tribunale del reato di circonvenzione di incapace. Tra il mese di ottobre e quello di novembre del 2020 la badante ha tentato di convincere l'82enne Mario Franzin, deceduto dopo pochi mesi, a sposarla. Il matrimonio con l'anziano, completamente affetto da un decadimento cognitivo dovuto ad un ictus ischemico, era stato annullato da Stefano Giuliato, all'epoca amministratore di sostegno dell'anziano, nonché sindaco di Casale sul Sile. La casa di proprietà e una buona pensione era una opportunità da non lasciarsi sfuggire, ha detto l'ex sindaco. Il fatto che ci ha fatto allarmare è stato il momento in cui l'ufficio demografici ci comunicò che Franzin Mario si era recato presso gli uffici per fare delle pubblicazioni in quanto voleva sposarsi con la badante. Lì è scattato un campanello d'allarme, ci siamo subito attivati, ho sentito anche il figlio in Germania e ho proceduto recandomi dai carabinieri alla stazione di Casale, facendo chiaramente conoscere loro questa intenzione del Mario. Una volta informata l'autorità giudiziaria su quello che stava accadendo, la donna era stata allontanata dalla casa di Franzin. Nel frattempo l'ex badante si è resa irreperibile. L'autorità giudiziaria ha perciò avviato le pratiche per la ricerca. Se non si troverà in tempi brevi, per effetto della riforma Cartabia, il procedimento potrebbe venire archiviato. Andiamo a Bassano del Grappa, dove il comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza ha fatto il punto della situazione per mettere in sicurezza il territorio. Vediamo il servizio di Alex Giuliano. Prima la sparatoria a Fara Vicentino, la morte di Soufiane Boubagura, l'incubo terrorismo, l'agente della polizia locale ferito, per poi passare all'accoltellamento di sabato nella lite tra due vicini a Valbrenta. Il tema sicurezza preoccupa ma non allarma i residenti nel Bassanese, anche se sono in aumento microcriminalità e baby gang. Come si sta intervenendo e quali sono anche le soluzioni possibili per andare a garantire un servizio, una sicurezza sempre maggiore? Ma io partirei innanzitutto dai recentissimi nuovi innesti che hanno registrato il comando provinciale, perché proprio ieri sono stati presentati 37 carabinieri. Un importante potenziamento delle forze e dei servizi. In media ogni giorno l'Arma conduce circa 70 servizi esterni, questa sarà un'ulteriore spinta per garantire al territorio e alla comunità la massima protezione. L'Arma ha intensificato l'attività informativa e di contatto con i cittadini, presupposti che certificano quanto le forze dell'ordine e i carabinieri siano presenti sul territorio. Emergono comunque dei dati su cui riflettere e intervenire. Noi registriamo una tendenziale costanza nei cosiddetti fenomeni di microcriminalità. Desta certamente una particolare attenzione notare come sia in costante incremento il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia. Abbiamo registrato nell'ultimo periodo effettivamente diversi episodi che hanno visto come protagonisti, purtroppo in negativo, dei minorenni. Occorre contestualmente fare una riflessione molto attenta per prevenire questo fenomeno. Apriamo una finestra sulle riforme
istituzionali, perché ieri c'è stato un importante incontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni, quindi sono andati tutti i partiti di centro-sinistra. Alle 18:30 è andata Elly Schlein per il Partito Democratico, la segretaria del Partito Democratico, che ha ribadito il suo no sia al presidenzialismo che al premierato, cioè l'elezione diretta di 2 cariche importanti. Io credo che in democrazia non ci sia niente di meglio che affidarsi agli elettori, no? Siamo un po' stufi di vedere primi ministri, parlamentari votati non da noi, ma da altri, dalle segreterie dei partiti, e sappiamo come vanno le cose con i listini bloccati eccetera. Però insomma è stato un incontro importante, c'è stato un botta e risposta tra la Schlein e la Presidente del Consiglio. Sentiamo che cosa hanno detto dopo questi incontri, in cui non si è parlato di autonomia, perché l'autonomia sta andando avanti sul binario del ministro Calderoli. Sentiamo. La tradurrei in questo modo: sia il confronto, ma se è un confronto vero, non predeterminato, perché se hanno già deciso come va a finire non è un vero confronto. Noi abbiamo chiarito la nostra contrarietà all'elezione diretta del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica. Su tutto ciò che invece può contribuire agli obiettivi di stabilità e rappresentanza con altri strumenti siamo disponibili al dialogo, continueremo a avanzare le nostre proposte, però ecco, noi ci siamo concentrati soprattutto a chiedere qualità del confronto e assicurazioni sul perimetro, perché visto che il confronto è mancato fino a qui, noi abbiamo detto che se interessa dialogare con noi, con il Partito Democratico, quel dialogo non può essere confinato al perimetro della riforma costituzionale che stanno proponendo, ma deve necessariamente allargarsi ad altre riforme che stanno portando avanti con forzature e che, su cui è mancato completamente il confronto. Quindi noi abbiamo chiesto al governo, se vuole discutere realmente con noi, di frenare su quelle altre riforme, quindi una moratoria sull'autonomia differenziata che sta procedendo scavalcando il confronto con il Parlamento e anche con i territori. Mi fermo, guardi, ho già detto alla segretaria. Sì, prego, sentiamo anche la Meloni, vediamo. Scusate. E per quello che riguarda, diciamo, lo strumento migliore per arrivare alla riforma costituzionale è un dibattito aperto, io non mi faccio preclusioni, il punto è sempre l'obiettivo. Il punto è se queste richieste hanno o non hanno un intento dilatorio. E insomma, quindi muro contro muro tra la Schlein e la Meloni, che comunque si sono viste. Era il primo incontro del nuovo segretario del Partito Democratico con la Presidente del Consiglio. Torniamo al Veneto. La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna dei genitori di Eleonora Bottaro, che era morta, ricorderete, per una grave forma di leucemia. Questa ragazza non si era sottoposta alla chemio proprio perché suggestionata dagli stessi genitori a non farlo, per cui la condanna è stata confermata. Vediamo. Eleonora era condizionata dalle scelte dei genitori di cui si fidava ciecamente, scelte che l'hanno portata alla morte a soli 18 anni. Sono queste in sintesi le motivazioni della Cassazione che hanno confermato definitivamente la condanna a 2 anni di carcere con la condizionale per Lino Bottaro e Rita Benini, i genitori di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, morta nel 2016 a causa di una leucemia linfoblastica dopo aver rifiutato le chemioterapie quando era ancora minorenne. I genitori sono seguaci del metodo antiscientifico Hammer, il medico tedesco radiato perché sosteneva che i tumori dovessero essere curati con la vitamina C e la psicoterapia, e queste convinzioni le avevano trasmesse alla figlia, che vista la giovane età non aveva la percezione della gravità della sua malattia e della reale possibilità di morire. Quando Eleonora Bottaro si è ammalata nel dicembre del 2015 aveva ancora 17 anni, come ogni figlio si fidava ciecamente dei suoi genitori, e infatti la Cassazione nelle sue motivazioni scrive: la ragazza era succube delle
convinzioni dei genitori a cui si era assuefatta e che aveva fatto proprie. In pochi mesi la leucemia linfoblastica l'ha uccisa nell'agosto del 2016, pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni. I medici dell'oncoematologia pediatrica di Padova, che inizialmente l'avevano seguita, avevano invece prospettato l'80% di possibilità di guarigione se Eleonora si fosse sottoposta fin da subito alla chemioterapia e alle cure tradizionali. Sentivo ieri sera alla radio un collega del Corriere del Veneto, Andrea Priante, che raccontava che persino poche ore prima di morire, era in preda ad atroci dolori, i medici avevano proposto dei farmaci, degli antidolorifici, anche quelli sono stati rifiutati. Flebo, qualsiasi medicina per scelta di questa famiglia non è stata somministrata. Sono cose veramente che lasciano sgomenti, Andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è uno scontro sulla Movida, uno scontro tra opposizione, Vernillo, il consigliere Angelo Vernillo e la sindaca Elena Pavan. Vediamo di cosa si tratta. Ecco, c'è Alex Giuliano. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Bassano del Grappa in compagnia del consigliere comunale Angelo Vernillo. Perché? Perché proprio in queste ultime ore la comunità, gli esercenti di Bassano del Grappa e non solo, sono profondamente scossi da quella che è una iniziativa dell'amministrazione comunale, quella di inasprire, di sanzionare con 500 euro di multa quei locali, quegli esercenti che diciamo fanno chiasso nelle ore serali. Una scelta, vi dicevo, ecco perché profondamente scossa, perché come ci racconterà adesso Angelo Vernillo, insomma, gli esercenti non sono contenti, gran parte dei residenti si sono detti anche così un po' sorpresi di questa scelta dell'amministrazione, che è diventato un vero e proprio caso politico il tutto. Quindi cosa possiamo dire di questa amministrazione che va a multare gli esercenti quando c'erano altre strade possibili come quella del patto civico? Certo, c'era la strada del patto civico che era andata benissimo, collaborando con gli esercenti dei bar, i residenti, le forze dell'ordine, si era riusciti a dare la garanzia di una visione della città sicura e con gli schiamazzi contenuti, e questo era stato un lavoro portato avanti negli anni. Ecco, poi non è che le multe da sole bastino, non sono l'unico strumento, noi riteniamo che si debba appunto lavorare sulla prevenzione, perché poi la multa si paga o non si paga, ma i rumori restano e la gente di notte non dorme lo stesso. Vogliamo ricordare che cos'è e che cos'era il patto civico, perché era un accordo che aveva trovato grande condivisione proprio tra l'amministrazione precedente e i commercianti e gli esercenti. Assolutamente sì, c'erano delle riunioni periodiche, era stato stilato degli accordi formali ed informali anche con le forze dell'ordine, perché anche poi gli stessi esercenti si facessero carico di alcune situazioni di verifica e di controllo per evitare e gestire le situazioni di schiamazzi e di disturbo notturno. C'era anche la possibilità di premiare con degli sconti sui costi del plateatico quegli esercenti che si comportavano bene e che anzi però non si limitavano solo a rispettare i regolamenti comunali, perché qua sembra che sia solo un premio per chi si comporta bene. È un premio per chi si comporta bene, ma per chi attivamente si rende partecipe della costruzione di una comunità che sa stare insieme, e quindi c'erano contatti, visite, incontri, collegamenti, forze dell'ordine, residenti ed esercenti dei bar. Baristi arrabbiati perché poi durante l'orario di apertura dei locali, anche notturni eccetera, si verificano pochi episodi, perché gli stessi titolari dei bar fanno una sorta di controllo. Il problema è quando poi i bar e i locali chiudono. E infatti per questo il patto civico interveniva in un'organizzazione tale che permetteva in determinate sere, specialmente il venerdì e il sabato, di coordinarsi con le forze dell'ordine in modo che si potesse, una volta chiusi i bar, visto che i bar erano partecipi di questo patto civico, si occupavano di controllare, verificare, segnalare eventuali casi particolari durante gli orari di apertura, di intervenire nei momenti di chiusura dei bar, quando c'era il deflusso delle persone e quando allora magari la necessità di una presenza della polizia locale piuttosto che dei carabinieri o che della polizia di Stato permetteva un controllo di che il centro storico andasse tutto quanto bene. Era questo il senso del patto civico. Mettere multe e basta è un modo di pensare che noi politicamente contestiamo, e che non mi si venga a dire poi che l'amministrazione precedente, perché era di centrosinistra, era contro la sicurezza. Quindi chiudendo rapidamente, perché alla fine non è passato questo patto civico con questa amministrazione? Perché questa amministrazione è convinta che doveva cambiare tutto, perché doveva essere la più brava, invece abbia dimostrato in 4 anni di non essere capace di fare niente, quindi non vuole prendere nessuno spunto positivo da chi c'è stato prima.
E insomma avrete capito che il tema è caldo politicamente e non solo, e da Bassano per il momento è tutto. Grazie Alex, grazie molte, grazie al consigliere Vernillo. Ieri sera un vivacissimo dibattito a Focus con i 6 candidati alla poltrona di sindaco di Vicenza. Ne mancava una, l'unica donna candidata, la Simone. È stato un bel dibattito molto interessante su tanti temi, tra questi anche l'ambiente, l'inquinamento. Purtroppo Vicenza è tra le città più inquinate d'Europa. Restiamo in tema, restiamo anche nel Bassanese con un servizio sul comitato biomassa. Vediamo di cosa si tratta. Fumo, fiamme, ma soprattutto tanta paura. Erano le 7:18 quando ieri a Nove il fuoco ha avvolto parte dell'impianto a biomassa di Via Nodari. Un incendio quasi da subito controllato e poi spento dai vigili del fuoco. Ad inviare le immagini alla redazione di Rete Veneta i membri del comitato No Biomassa Nove, che dopo quasi 10 anni di battaglie continuano a monitorare l'impianto. Questa è proprio la dimostrazione che quell'impianto non doveva assolutamente essere autorizzato in un'area abitata a pochi metri dalle abitazioni, e oltretutto noi eravamo preoccupati per gli inquinanti, quindi quelli emessi in atmosfera dal fumo, da tutte quante le particelle che escono, e adesso siamo ancora di più preoccupati perché abbiamo visto quello che può succedere. Un impianto dalla discordia, quello di Nove, realizzato nel 2016 e da sempre contestato dai cittadini a suon di firme e proteste, e che in vista delle vicine elezioni comunali riportano a galla le loro preoccupazioni. Noi chiediamo che vengano fatti i controlli, cosa che fino adesso non è stata fatta, e chiediamo anche alle autorità competenti, quindi all'ASL, all'ARPAV, che si muovano, perché quello è un impianto che purtroppo è dannoso per la salute di tutti quanti. Ci sono delle prescrizioni, quindi chiediamo che l'amministrazione futura si dia da fare per affinché vengano fatti i controlli, ma anche che le autorità si muovano e che ci sia anche un controllo dei vigili del fuoco per appurare che l'impianto sia a norma. Allora, con Tony Esposito e chi c'è, con Andrea Basso in regia, o forse Alberto Pivetta, vediamo i titoli del Corriere del Veneto, che sono, li vediamo subito. Un titolo d'apertura su un giallo di Alleghe, la catena di omicidi che 90 anni fa macchiò il paesino delle Dolomiti, una storia tutta da leggere. Il matrimonio di Giulia Schiff l'abbiamo visto ieri, sempre dal Corriere del Veneto, una storia che farà parlare questa di Vicenza. Il Lamborghini fa un'inversione non consentita, come è successo sulla 27, fermato dai vigili, ha sbottato, siete comunisti e invidiosi, ed è stato subito denunciato. Vediamo ancora un'altra notizia: Venezia si schianta in auto e fugge a piedi investito da un camion. Andiamo di nuovo nel Bassanese, ondata di polemiche sull'autovelox della statale Valsugana, che a Romano Dezzelino sta dando origine ad una pioggia di multe. Il sindaco Bontorin però avverte: viaggiano a 160 all'ora. Complimenti, 160 all'ora sulla statale. Vediamo. Abbiamo identificato ad esempio in statale 47 nell'arco di 2 ore oltre 170 violazioni della velocità, e non stiamo parlando di 50 all'ora persone che andavano a 70, stiamo parlando di tratto da 90 km/h in cui le persone vanno oltre i 160 km/h. Velocità folli, pioggia di multe, centinaia di migliaia di euro di sanzioni. Quella del Velox sulla statale 47 a Romano Dezzelino è una faccenda di cifre e sicurezza, di sindaci e polizia locale, d'Unione Montana e di disunione del territorio. Ma andiamo con ordine. Le sanzioni per eccesso di velocità nell'Unione Montana sono cresciute dal 2021 al 2022 del 684%, passando da 1.052 multe a 8.200. A conti fatti si tratta di 580.000 euro di entrate in più, gran parte delle quali sono in arrivo dall'autovelox posizionato proprio nel tratto di Romano della statale Valsugana.
I conti sono stati portati nell'ultimo Consiglio dell'Unione Montana del Bassanese, creando anche qualche attrito fra i sindaci. A fare chiarezza su queste cifre è il sindaco di Romano Dezzelino. L'ammontare delle sanzioni previsionale per il 2023 è di 530.000 euro, dai quali bisogna decurtare il costo della gestione dei verbali. Di conseguenza sono all'incirca 400.000 euro le sanzioni in più rispetto al 2022. Già, ma perché poi le multe arrivano a casa con l'intestazione dell'Unione Montana? Tutto questo servizio lo facciamo attraverso l'Unione Montana, che ci fornisce in convenzione con il Comune di Romano la strumentazione ma soprattutto i verbali, quindi le persone vedono scritto Unione Montana del Bassanese e sanzione nel territorio del Comune di Romano Dezzelino. Questo è una delle cause che ha portato a delle divergenze rispetto ad altri amministratori del territorio. La dinamica è effettivamente parecchio complicata dal fatto che il servizio di polizia locale dell'Unione è per ora solo in convenzione su Romano, che sta decidendo se entrare o meno nel servizio. Sulla posizione del Velox e sulle accuse di voler fare solo cassa, la risposta è invece piuttosto chiara. Sulla base di queste segnalazioni, grazie alla collaborazione con la nostra comandante della polizia locale, abbiamo identificato le zone in cui ci sono maggiori violazioni anche sulla base dello storico. In base a questo siamo andati a definire delle aree maggiormente soggette a controlli. Servizio di Ferdinando Garavello, che è responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa. Andiamo 2 minuti in pubblicità e poi torniamo con la carenza di personale negli uffici pubblici. C'è carenza di personale dappertutto e c'è carenza di personale anche nei ristoranti e nei bar, ma interviene, e lo vedremo, il cameriere robot. A tra poco. Di nuovo con Focus TG, dilaga la protesta degli studenti in tutta Italia per gli affitti troppo cari. Vediamo un titolo del Corriere della Sera: i ragazzi in tenda davanti alle università di tutta Italia, per studiare ci serve un tetto. Le proteste, 600 euro per una camera, ne abbiamo parlato nella prima parte del TG Focus, faremo degli approfondimenti anche nelle prossime edizioni. Andiamo avanti adesso invece con la carenza di personale. C'è carenza di personale dappertutto, nelle aziende private, ma anche negli uffici pubblici. Vediamo in diretta da Vicenza Luisa Bertini, perché c'è l'allarme dei sindacati. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Giampaolo Laporta della Funzione Pubblica della CISL Vicentina, perché oggi i sindacati del Vicentino, CGIL e CISL e UIL, lanciano un appello sulla carenza di personale negli uffici pubblici, carenza determinata anche dai pensionamenti. Come siamo messi, quali sono le percentuali e quali sono i servizi di fatto a rischio per i cittadini? Allora, appunto, come detto con i colleghi di CGIL e UIL, abbiamo voluto oggi puntare i fari sulla carenza degli enti centralizzati della provincia di Vicenza. Abbiamo una carenza media del 40%, nel senso che di forza lavoro del 40%, quindi a volte più del 60% di carenza organica. Questo va a rischio del servizio che eroga la macchina pubblica sul cittadino. Per fare un esempio su tutti, possiamo parlare di INPS, hanno 100 uscite quest'anno, hanno avuto 100 uscite e 9 entrate. È chiaro che una macchina come l'INPS, un ente come l'INPS, che dà proprio previdenza sociale, quindi è la più vicina forse al cittadino, voi potete capire da soli che avendo 9 entrate a fronte di 100 uscite, il servizio di sicuro non trae giovamento su questo. Ma non solo, possiamo pensare ai passaporti, possiamo pensare alla scuola, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha 1/5 dei dipendenti che sono ministeriali. Come vengono poi, come viene garantito il servizio, distaccando personale della scuola a scapito di cosa? Del servizio delle scuole stesse, quindi dei nostri figli e della funzionalità che la scuola in sé ha per poter dare appunto servizio. La carenza in media, tocchiamo punte di carenza del 75%, ma la media è sotto al 50%, per cui oggi noi vogliamo gridare questo appello del tipo una politica scellerata dei tempi passati del blocco del turnover ha portato a questo. Noi vorremmo invertire questa tendenza. Quindi l'appello è a reintegrare il personale mancante il prima possibile.
non solo prima possibile, rendere il nostro territorio attrattivo anche per i dipendenti pubblici, perché a volte questo territorio non viene scelto nei concorsi e quindi sì, noi chiediamo di reintegrare il personale, perché non è soltanto a rischio la salute dei dipendenti che lavorano in queste condizioni, ma è fortemente a rischio il servizio che eroga la macchina pubblica al cittadino. Ecco, io ringrazio Giampaolo Laporta e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. In effetti è davvero un dramma questo della carenza di personale, soprattutto in vista di una stagione estiva che si preannuncia molto fortunata per il numero di presenze, ma nei ristoranti, negli alberghi mancano le persone che si occupano proprio di mettere a loro agio e servire i turisti, coloro che appunto vengono in visita nel nostro paese, sono tantissimi in Veneto. Però nei bar e nei ristoranti qualcuno ha trovato una soluzione, chiamiamola molto innovativa, perché è entrato in azione, qui siamo in Piazza dei Signori a Treviso, un cameriere robot, ci racconta tutto Anna De Roberto. 35 il tuo ordine è arrivato. È nel vassoio numero 1. Ultime prove tecniche. Oggi Bob, il primo robot cameriere assunto a Treviso, ha registrato tracciato, postazioni dei tavolini ed eventuali ostacoli. Da domani è pronto per entrare in servizio. Non sostituirà un cameriere, assicura il titolare di Signore e Signori Luca Marton, primo bar ad aver scommesso sull'intelligenza artificiale, ma lo solleverà dal lavoro più faticoso, aiutando i colleghi a lavorare meglio. Succede che non hai sufficiente tempo per tutti, succede che sei in una situazione di overbooking, che ti riempi in 5 minuti, passi dal vuoto al pieno e quindi hai magari 100 ordinazioni da fare in pochissimo tempo e lì è una difficoltà notevole. Un investimento da 20.000 euro. Bob ha un'autonomia di 10 ore, funziona a batteria. Andrà ad aggiungersi ai 10 dipendenti del locale, che per la stagione ne ha assunti altri 2. A dire la verità, sono 2 anni che noi facciamo fatica a reperire personale. Adesso un po' ce l'abbiamo, però l'idea è stata proprio per migliorare il servizio e la relazione tra personale e clienti. Facciamo una prova anche noi. Bob è discreto e cordiale, sicuramente destinato ad attirare l'attenzione di più di qualche avventore della piazza. I prossimi giorni il confronto con la realtà, tra piccioni affamati e tavolate magari troppo improvvisate. Di fatto è il primo vero cameriere in servizio in città. Di Bob ce ne sono altri 2, ma sono inseriti in un meccanismo di servizio self-service. Bob diventa a tutti gli effetti un membro del personale. Chiamiamola piccola rivoluzione nella modalità del servizio, servizio che peraltro non vede nessun tipo di novità dai primi anni 90, quando sono usciti i software di gestione delle comande. E intanto l'inflazione è salita al 12%, non accenna a diminuire e ovviamente tutto questo si riflette sui consumi che sono in forte calo. Vediamo l'analisi di una delle associazioni che raggruppa gli artigiani del Veneto, la CNA. Dati in chiaroscuro quelli dell'Osservatorio Economia e Territorio condotto dal Centro Studi Sintesi per CNA Veneto sull'andamento dell'economia nella nostra regione nel primo trimestre del 2023 e le previsioni per il prossimo trimestre. Il PIL dovrebbe crescere del 2% rispetto al 2019, dichiarando quindi conclusa la pandemia. Quello che preoccupa però sono i dati dei consumi che secondo le previsioni restano al palo con una crescita dello 0,7%. Le piccole e micro imprese che noi rappresentiamo operano per gran parte nel mercato interno e quindi la riduzione dei consumi comporta minori possibilità di lavoro, minori possibilità di incidere sul mercato. Sulla frenata dei consumi incide fortemente l'inflazione, tornata a crescere anche ad aprile, con tassi che riportano agli anni 70. Necessario l'intervento del governo. Auspichiamo quindi che la politica del governo, in linea con le nostre richieste, possa incrementare il potere d'acquisto delle famiglie, agendo ad esempio sul cuneo fiscale, agendo come è stato fatto sul decreto lavoro, trovando altri interventi che possano andare incontro alle esigenze delle famiglie.
Innovazione e formazione restano per gli artigiani il motore per crescere. È necessario però che il governo continui a sostenere le piccole e medie imprese. Serve un accompagnamento importante perché comunque la competizione nei confronti dei nostri principali competitor, che sono le regioni europee, che crescono con dinamiche molto più ampie delle nostre, è necessario accompagnarla soprattutto nei temi del digitale e della transizione energetica ed ambientale. Manifestazione a Milano, sabato prossimo si prevede l'arrivo di 7.500 veneti con treni, autobus e bus e pullman speciali. Al centro della manifestazione dovrebbero esserci i provvedimenti del governo. Vediamo. Il 13 saremo a Milano a manifestare per un Veneto più giusto, meno diseguaglianze, più sicurezza del posto di lavoro e più sicurezza nel posto di lavoro e soprattutto una sanità adeguata. Con forza lotteremo finché non raggiungeremo questo obiettivo. 3 treni speciali, 60 pullman, oltre a coloro che raggiungeranno Milano con la propria automobile. Si stima che saranno circa 7.500 i lavoratori e i pensionati veneti che prenderanno parte alla manifestazione indetta da CGIL e CISL UIL per una nuova stagione del lavoro e dei diritti. Una manifestazione che segue le assemblee indette in queste settimane dai sindacati in luoghi di lavoro di tutta la regione. Servono interventi decisi per favorire le fasce più deboli della popolazione. Serve un rifinanziamento forte del sistema sanitario nazionale, servono delle norme sul lavoro che favoriscano il superamento del precariato e la stabilizzazione delle persone e la crescita delle loro competenze. Servono soprattutto interventi sia di rinnovi contrattuali per crescere i redditi, ma anche di intervento e di taglio sul cuneo fiscale. La mobilitazione è stata messa in campo per sostenere le richieste sindacali al governo e al sistema delle imprese, per ottenere un cambiamento di politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali ritenute inconsistenti e inefficaci. La manifestazione di Milano segue quella di sabato scorso a Bologna e precede quella che si terrà sabato 20 maggio a Napoli. Servizio di Filippo Fois, quello della moda è un settore trainante anche in questi tempi di crisi, di un'economia che adesso sta migliorando ma che ha molte difficoltà, e a Padova il comune e i commercianti vogliono trasformare via San Fermo nel distretto della moda. L'obiettivo è trasformare via San Fermo, oggi in pratica divisa in 2 parti, in una zona unica, in un distretto della moda che diventi punto di riferimento per Padova e per il Veneto. 150 negozi, la maggior parte di abbigliamento, ma non solo, che si snodano lungo la via e che in parte potrebbe essere pedonalizzata definitivamente. Per il momento siamo alle prove generali, che si faranno sabato 13 maggio, quando via San Fermo sarà piena di fiori, ospiterà artisti e installazioni, ma anche musica, in uno slogan San Fermo Experience. È una Padova che vuole cambiare un po' il vestito, diciamo, su una zona come via San Fermo, che è sempre stata una zona vocata di brand importanti, farla ritornare ai livelli di anni scorsi. È un progetto ambizioso dove comprende tutto un quadrilatero, ma dove anche si pianifica veramente l'attrattività della città. Per la prima volta uniti i commercianti delle 2 anime di via San Fermo, quella del tratto verso Piazza Garibaldi, più appariscente, e quella del tratto verso Ponte Molino e via Dante. Soprattutto per i turisti, perché ricordiamoci che abbiamo un centro congressi dove i congressi portano un turismo molto elevato, e quindi quando un turista arriva a Padova vuole anche conoscere la città dal punto di vista commerciale. Poi chiaramente i padovani e la provincia di Padova. Valorizzare questa via e attirare marchi prestigiosi del mondo della moda è ciò che vogliono per primi i commercianti. Oggi il percorso ha circa 150 punti vendita dove molti sono ancora sfitti, dove sono da potenziare. Noi come Federazione Moda Italia, come Confcommercio, come Ascom Padova stiamo cercando di prendere dei brand nazionali per sollecitare la loro apertura e il loro interesse nella bellissima Padova. E dopo la pedonalizzazione temporanea della via fino a Galleria Borromeo, nel futuro potrebbe esserci la chiusura alle auto di tutta la strada e anche, perché no, di via Dante.
Servizio di Federico Fusetti, e qui sono capi d'abbigliamento ovviamente costosissimi, ma c'è chi ovviamente in questi tempi di difficoltà l'abbigliamento se lo procura con dei furti. Vediamo cosa è successo. Qui siamo a Vicenza, vediamo. Stava uscendo dai magazzini di Bolzano Vicentino con una dozzina di capi d'abbigliamento griffati dal valore di circa 500 euro nascosti in uno zaino e senza pagare. Aveva eluso i controlli alle casse e si stava dileguando. L'uomo 27enne di origine serba, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri accusato di tentato furto aggravato. Dopo essere comparso davanti ai giudici del Tribunale di Vicenza, a seguito della convalida del suo arresto, è stato condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa e rimesso in libertà. Allora, buone le prospettive del turismo, ovviamente torneranno anche gli stranieri, torneranno i turisti molto facoltosi, e forse anche per questo che si stanno trasformando in alberghi di lusso l'ex Hotel Plaza in Corso Milano a Padova e l'ex sede dell'Inps in piazza Insurrezione. Vediamo. 2 novità in arrivo sul fronte degli alberghi di lusso in centro a Padova. Apriranno infatti nei prossimi mesi 2 strutture in Corso Milano e piazza Insurrezione. La prima sorgerà al posto dell'ex Hotel Plaza, sarà un hotel a 4 stelle e farà parte della catena Hilton. Aprirà le porte a settembre. Abbiamo in vista tra settembre e ottobre la riapertura del Plaza in Corso Milano con il marchio Hilton, e sarà il segnale di una città attrattiva per i turisti che sempre di più scelgono Padova, attrattiva per gli investimenti privati. La seconda invece avrà bisogno di più tempo, sorgerà nel palazzo ex Inps in piazza Insurrezione, e anche in questo caso dovrebbe trattarsi di una struttura di lusso. Qui però siamo ancora nella fase del progetto. Il proprietario ha fatto sapere che togliere le auto dalla piazza sarà un provvedimento molto utile per attirare investitori da fuori disposti a finanziare la ristrutturazione del palazzo. Anche sul palazzo ex Inps si procede, ovviamente sono tutte iniziative di natura privata. Il proprietario di questo straordinario immobile si è attivato per uno studio rispetto alla classificazione dell'hotel. Poi, come noto, dovremo concordare anche le modalità di valorizzazione della piazza, che in questo momento è adibita esclusivamente a parcheggio, ma che deve trovare una sua conformazione che sia in linea con uno standard di alto livello che richiede l'insediamento di un hotel proprio lì. Ma anche qui i tempi sono incerti. Per il momento il Comune ha solo comunicato l'intenzione di vietare alle auto il parcheggio in piazza Insurrezione, senza precisare i tempi. C'è da gestire infatti il malumore dei commercianti e la destinazione dell'area della Prandina, che potrebbe essere un progetto collegato. E pare che ci siano problemi in Trentino, perché molti turisti che di solito arrivano dall'Austria e dalla Germania stanno disdettando gli alberghi per la questione degli orsi. Vediamo il titolo del Gazzettino: Trento chiede lo spray contro gli orsi, ormai sono troppi e sono cresciuti in fretta. Gli animalisti denunciano il presidente della provincia di Trento Fugatti, JJ4, chiusa in una cella e sedata. Intanto stanno avviandosi verso Udine per la dunata nazionale gli alpini da tutto il Veneto, sono migliaia. Vediamo quelli che sono partiti, stanno partendo da Vicenza. Saranno 8.000 gli alpini vicentini, accompagnati da familiari e simpatizzanti, che raggiungeranno Udine nelle prossime ore per la 94esima dunata nazionale, evento che si concluderà domenica con il passaggio della Stecca da Udine a Vicenza, capoluogo designato ad ospitare la dunata 2024, dove già fervono i preparativi. Saremo, secondo me, tra alpini e soci, aggregati, familiari, circa 8.000 persone che si muoveranno da Vicenza, quindi sarà un bel esodo importante. Molti pullman, molti mezzi anche autonomi, quindi i gruppi sono organizzati così. Chi in pullman, chi in auto, ma c'è anche chi ha deciso di mettersi in cammino verso Udine. È partito un gruppo marciatori, sono anni che questo gruppo di alpini e di giovani alpini, anche quelli che fanno richiesta per fare i volontari di ferma breve, partono una settimana prima, vanno a organizzare il loro viaggio a piedi in tutte le città, i paesi, i gruppi vengono ospitati, e sono partiti proprio sabato mattina da Thiene e arriveranno a Udine nella giornata di venerdì, e in ogni loro passaggio hanno questo momento di ricordo e di memoria. Il programma si aprirà giovedì con il ritrovo al Sacrario di Re di Puglia, dove verranno onorati tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale.
Poi saranno commemorati gli alpini morti nel terremoto del 1976 in una cerimonia che si terrà alla caserma Goi Pantanali di Gemona. La cittadella sarà inaugurata venerdì e il momento clou arriverà domenica con lo sfilamento nelle vie della città. Noi di Rete Veneta saremo in diretta per tutto il giorno a partire dalle 7:30 del mattino per raccontarvi questa importante giornata fin dall'ammassamento dei partecipanti con una diretta in edizione straordinaria. Noi concluderemo la sfilata alla domenica sera, quindi appena dopo Udine, quindi con il vessillo della sezione e io e il mio consiglio andremo a caricarci sulle spalle questa stecca, si chiama la stecca, ci verrà passata la stecca da Udine e rimarrà nel territorio vicentino, rimarrà in città di Vicenza fino al 12 maggio 2024. E stanno per partire anche gli alpini di Vittorio Veneto con i muli delle Salmerie. Sentiamo Marta Marangon. Siamo pronti per questa 94esima adunata, programmata in tutti i suoi dettagli, nei minimi particolari, e ci mettiamo in viaggio, anzi qualcuno è già in viaggio, io lo sarò giovedì prossimo mattina e partiranno anche insieme le reparto Salmerie. Conto alla rovescia in vista della 94esima adunata degli alpini a Udine. I primi gruppi sono già partiti, gli altri lo faranno nei prossimi giorni. Giovedì sarà la volta delle penne nere della sezione ANA di Vittorio Veneto, famosa per le Salmerie, unico reparto ufficiale che dopo la scomparsa di Iroso, l'ultimo mulo ad aver fatto la carriera militare, si sono riformate e sfileranno con finimenti e bardature originali a Udine. Anche quest'anno saranno a Udine, sfileranno sempre in fondo alla nostra sezione facendo bella figura e dando soddisfazione. Il viaggio verso Udine degli alpini di Vittorio Veneto sarà contrassegnato dalla volontà di trasmettere ai giovani i valori degli alpini. Noi siamo orgogliosi di questo nostro reparto che tra l'altro sia nei finimenti che nell'abbigliamento eccetera è storico perché porta proprio il materiale originario e ci proponiamo anche per tramandare questa tradizione le gesta eroiche di quello che è stato appunto una componente e ci proponiamo proprio anche come forma di educazione, forma anche di cultura presso anche le scolaresche, quando siamo ben accetti e invitati, tanto è vero che il nostro percorso durerà 4 giorni di avvicinamento, fermandoci nei paesi che precedono Udine, accolti dai gruppi locali, alla presenza delle scolaresche. E i bambini sono coinvolti anche nella sicurezza e ci sono spesso nelle scuole esercitazioni, simulazioni della protezione civile. Vediamo. Tutti i bambini delle scuole elementari di Cartigliano a lezione di sicurezza con la protezione civile di Nove. Mattinate di esercitazioni per capire, giocando, quanto è importante sia sapere cosa fare in caso di emergenza, capire come utilizzare la radio, cos'è l'elicooperazione, come orientarsi in una stanza invasa dal fumo e non solo. Abbiamo degli operatori di antincendio boschivo che mostrano i veicoli, i mezzi che vengono usati durante un incendio. Il gruppo in fondo è il gruppo del lavoro di squadra e la leadership. Questo è il gruppo più interessante perché promuove il valore di lavorare in gruppo. Un'iniziativa promossa dal Comune di Cartigliano all'interno di un ampio e consolidato progetto di sensibilizzazione e formazione. Un modo per informare e sensibilizzare i più giovani, perché sicuramente nel futuro avranno delle situazioni in cui dovranno purtroppo rendersi conto che la realtà è anche questa. Dal servizio di Chiara Gagliani abbiamo visto addirittura i bambini esercitarsi con i defibrillatori perché anche loro possono intervenire in casi di arresti cardiaci. Andiamo in pubblicità, un paio di minuti e poi torniamo e vedremo altre notizie ed altre storie. Tra poco, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, una grande campionessa olimpica come Sara Simeoni,
tante medaglie nel salto in alto, è una fondazione che mira a far praticare lo sport ai ragazzi senza che perdano però lo studio. Vediamo. Progetti educativi per i giovani dedicati a sport, inclusione e talento. In una parola, SIT. SIT è l'azienda di Federico De Stefani, imprenditore padovano, che crede nell'avviamento allo sport tra i giovani, al punto da creare una fondazione con lo stesso nome che in collaborazione con CUS Padova e Università guarda al futuro dei nostri ragazzi. Ritornare al territorio, quello che avevo ricevuto da ragazzo, in termini proprio di formazione, quello che a suo tempo era stato per me l'esperienza dell'Antonianum a Padova. Leveremo allo sport dandogli la possibilità di praticare vari sport, perché riteniamo ci sia uno sport per ogni bambino. E il testimonial ideale diventa così Sara Simeoni, l'atleta veronese, oro olimpico a Mosca nel salto in alto, che ha fatto volare intere generazioni con il suo sorriso e che ora gira l'Italia promuovendo lo sport nelle scuole. È un'iniziativa sicuramente che mi trova favorevole, perché da sempre, da quando ho smesso soprattutto di gareggiare, mi sono dedicata ai giovani. I giovani amano lo sport a patto di avere qualcuno che trasmetta loro i giusti valori. Sono sicuramente curiosi e interessati, almeno l'esperienza che ho avuto io, forse perché mi hanno sempre chiesto di farli saltare, quindi alla fine in palestra ci si divertiva molto. Bisogna fargli capire che comunque i risultati non si ottengono così casualmente, bisogna avere anche pazienza. Le prime iniziative partiranno con l'estate, rivolte a bambine e bambini dai 5 ai 15 anni. Obiettivo: alzare l'asticella e mettere al centro la sostenibilità, con un servizio che unirà all'interno di uno stesso spazio sport e sostegno scolastico. Noi non faremo sport agonistico, ma daremo la possibilità ai ragazzi di provare tanti sport, ruotare in maniera spontanea, quindi i ragazzi potranno studiare, poi durante la pausa decideranno anche di farsi una bella partita a basket e poi tornare magari sui libri. Allora, una notizia che arriva da Roma: consegniamo un piccolo premio per un grande gesto nella significativa ricorrenza della festa della mamma. Lo ha detto stamattina il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ricevendo a Montecitorio Agnese Tassetto, la donna di Caldogno, a Vicenza, nel Vicentino, che ha donato 6 mesi nei mesi scorsi un rene a uno dei suoi 4 figli, già privo di un rene sin dall'età di 1 anno. Agnese oggi era alla Camera, la vedete col presidente Fontana, con il figlio che ha 24 anni e che oggi era al fianco della mamma raggiante. Questa storia, ha spiegato Fontana, meritava davvero di essere raccontata, perché è giusto inviare segnali positivi. È una storia di speranza, di tanta sofferenza e di amore. Sono orgoglioso, ha detto Fontana, di essere qui con queste persone per lanciare tramite loro, tramite la loro esperienza, un messaggio di speranza a tutto il Paese. La signora Tassetto ha spiegato ai cronisti che da parte sua non c'è stato un sacrificio ma un atto dovuto. Non ci ho pensato un minuto, ci ho messo l'anima ed ho seguito i medici che sono stati fantastici. Con l'amore, la passione e la preghiera si superano gli ostacoli che sembrano i più insormontabili, ha detto, dopo aver ricevuto un riconoscimento da parte del Presidente della Camera. E dal giovane Matteo arriva un appello alla donazione di organi. Ora vivo, ha detto, con questo rene donato da mia mamma, una nuova vita. Chiudiamo con il cinema, perché è stato rivelato il nome della madrina della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ci dice tutto Lorenzo Maier, sentiamo. Caterina Murino sarà la madrina dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Aprirà lei la mostra Lido il 30 agosto, poi condurrà la cerimonia di premiazione il 9 settembre. Classe 1977, l'attrice è nata a Cagliari. Alberto Barbera ha pescato così un altro nome di grande prestigio e di caratura internazionale per questo importante ruolo. È un immenso onore essere la madrina dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, ha scritto la stessa madrina nel suo profilo Facebook non appena nella tarda mattinata di oggi è stato annunciato il suo nome. Grazie di cuore ad Alberto Barbera e alla Biennale per questo meraviglioso regalo. Ci vediamo a Venezia. Così Caterina aveva ricordato l'inizio della sua carriera qualche anno fa a Coming Soon. Sono partita
della Sardegna per arrivare a Milano, un po' di modella. Il primo lavoro che ho preso è stato a Parigi, uno spot pubblicitario. La vita è abbastanza ironica. Sono tornata a Milano e ho detto io devo iniziare a studiare recitazione. E così ho iniziato a studiare in una scuola di teatro e sono entrata in una compagnia di teatro milanese e lì ho iniziato tutto. Racconta gli insegnamenti ricevuti da Dino Risi e il film che l'ha resa protagonista e famosa in tutto il mondo al grande pubblico è stato nel 2006 il ruolo di Solange in Casino Royale di James Bond, che ha concluso le riprese proprio in Laguna, nella nostra città. Per capire il mondo intero devi veramente vivere il mondo ed è sicuramente il regalo più grande che questo mestiere possa regalarci, capire il mondo che ci circonda e poter viaggiare per conoscere il resto del mondo. È tutto per oggi, grazie al nostro regista Tony Esposito, con lui questa mattina Alberto Pivetta. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.